Grazia, pure a dare la roba che ti scrive. Adesso è tu la finita. I ragazzini per i mangiano, no? Che sei in piazza stamattina? Mi ci sono alzata alle 3, dopo quasi un'ora di fila e che me qua, un chilo di mesticanza che è tutta a zeppi. Che ce vuoi fare? Per fortuna stamattina c'era una guardia giovane e c'è avuto un occhio di riguardo vedendomi nel mio stato, vero? E mi ha fatto passare avanti. Ma dovevi sentire come zazzavano tutte quante. Sicché il trucchetto del cuscino funziona ancora? Sta buona, va. Mi tocca cambiare mercato continuamente. L'altra mattina, a Piazza Principe di Napoli, una paura, un altro po' svaghino. Mi sono dovuta squagliare come una ladra e se no mi cosavano, mi linciavano. Ci vuoi pazienza. È diventato tutto difficile. Pazienza. Un po' di cosa, dammelo qua, va? Non mi deve essere fatto. Tutte mangiagliate, va tutto così. Queste scale che lei tanto sono tanto forti. Ce la fa con la piccola stamattina, no? Mamma va. Io me la mi spiccio, ti va? Ah, lo strazio. Sempre l'ultima sei. Ho prima l'influenza, poi la scarlattina. E come si rimette con quello che mangia? Che fanno pena Capirai? Perché gli racconti, ma che gli dica loro? Che bisognerebbe mettere al muro. Che al muro dovrebbero andare a finire. Andiamo, ci vediamo dopo, Sì, meglio, Ciao, ciao. Ci vediamo alla mensa. Sì, alla mensa, che quello che c'è da venire. Chi è? Tu sempre la cioccolata. Io sempre Oh. a cioccolare. Se vedete, Ciao, 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 buona ora. Che c'è? Salve. Buongiorno. Buongiorno. Mica piove, no? No, no, ma è che tra 10 minuti andiamo via, allora... Ah, sì, beh, adesso anch'io devo andare. Comunque, se per stasera non trovate meglio, provateci, dopo le 11. Ah, beh, il cancello rimane accostato. Molto, molto gentile. Non avete un fiammifero, per favore? Certo. Ah, grazie. Allora, io adesso... Volete... Ma no, non è... Prego. Vabbè, allora prego. Prendete. Grazie tante. Ma il lavoro c'è. Come no? Sentite, allora se volete... che fare? Bussare male? No, è scarica, no, per carità. Ma vedete, è una rivoltella d'ordinanza questa. Se voi la volete io ve la do. No, grazie, no. Ma me lo dite voi? No, anzi, date retta a me. Buttatela proprio, lontano magari. Vabbè, come volete, non importa. Ecco, adesso io me ne vado. L'aiuto? No, non vi incomodate. Ecco fatto. Grazie. Allora io... Non è che io abbia molto, ma... No, non è... Tenete, niente, ma... Va bene. Grazie. Prego. Poveraccia. Tabacco genuino.
2 lire. 2 lire? Di oggi, è fresco. Come no? L'ho fatta adesso. Ecco qua. Ecco, grazie, l'ha aggiunta. E? E lei l'ha aggiunta, mi spetta. Pure l'ha aggiunta. Ma guarda sì che roba. Ecco l'ha aggiunta. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. 2 lire di castagnaccia. Pronto? Quell'altro non ti può vedere. Mi Tu pare. che dici? È pure le divise di tela che stanno Ma in non è inverno giusto, adesso, scusa. figurati. Veramente io sono fascista. Aldo Small! Madonna, ma questo è il reparto donne, non si può! Agnese! Agnese, ma che succede? Oh, e chi siete voi? Zitta! Ma ve ne volete andare, per favore? Zitta! Sono i tedeschi. Prendete i vestiti e continuate a vestirvi. Avanti, ho detto, su, coraggio. Non fate finta di niente, vestitevi. Non state impalata, va detto. Vestitevi. Ecco. Stanno arrivando adesso. Zitta, mi raccomando, io non ci sono. Non esisto io. Zitta. E mo pure qua, eh? Ma insomma, ve ne volete andare? Come vi permettete? Ah. Ma anche il bagno si può fare più tranquilli qua. Affare, vai, to. Jawohl, alles weg. Oddio. Oddio, mamma. Oddio, che c'è, signora? Vi sentite male? Mi dispiace tanto, signore, è colpa mia, lo capisco benissimo, ma io d'altra parte non avevo alternative. Scusatemi tanto ancora. basta. Questa comunque era scarica, sapete. Io mi dispiace tanto, signore. Sì, Piano. piano. Adesso, se volete, voi potete continuare a vestirvi, tanto io non guardo. Scusate tanto ancora, Oddio. Soltanto magari se mi permettete, io vorrei fermarmi 1 minuto o 2 ancora. E Sì. vabbè, tanto. Ecco. Sono tempi, signora mia.
Poi per uno che non conosce la città, perché sai, io sono di Milano. Sì, non so se ci siete mai stata voi a Milano, io manco ormai da... E sono capitato qui a Roma anch'io, per caso, come tanti. È militare lei? Sì, ufficiale. Ufficiale di complemento. Sono nell'arma del Genio Pontieri. Naturalmente non di carriera, come vi dicevo. Anzi, se permettete, tenente Parmigiani, 4° battaglione Lupi di Toscana. Che poi non c'entra per niente, perché, come vi dicevo, io originariamente sono lombardo e... Permettete? Prego. Ecco. Allora, signora, siete stata veramente molto, molto brava. Io vi sono immensamente grato. Allora, vi saluto e tolgo il disturbo. Forse sarebbe meglio che... No, dico, forse cosa? è meglio che vada avanti io, no? Ah, sì, ma per... Per controllare, no? Beh, sì, grazie. Grazie, controlliamo. Permettete. Grazie molto. Siete molto... Torno subito, Via libera, può andare. Grazie tante. E buona fortuna. Grazie. Lo sei qui, signora. Tanti auguri. Anche a voi. Grazie. Biglietto. Grazie. Biglietto. A chi manca? Biglietto. Voi già fatto? Grazie. A chi manca il biglietto? Biglietto. Uno? Sì. Due. Due. Per favore. 2. Ah, ci manca il biglietto? Vadino avanti, signori, vadino avanti. Biglietto. Scusate, signora, io non mi vergogno a dirlo, ma sto svenendo dalla fame. Tu guarda. Senta, la prossima fermata è la nostra, eh? Ah, sì? Ah, sì, la prossima. Ci vogliamo preparare sì, prego, intanto? andiamo. Permesso? Scusate. Permesso. Grazie. Voi dovete capire, signora, non è che io voglio approfittare. No, io non dico niente, sono per le carità. circostanze della... Comunque siamo d'accordo che io vi faccio salire su in casa mia, vi do pure da mangiare, quel poco che certo, c'ho, logicamente. mangio poi. Potete pure riposarvi un momentino. Però appena fa buio, Sì, ve ne state dovete andare. tranquilla, io appena c'è il coprifuoco, io esco. No, voi dovete capire pure la mia Sì, posizione, sì. perché io abito in un casamento dove mi certo. conoscono tutti. Sono nubile. No, voi, signora, ma voi non capite? voglio farvi vero, compromettervi. A sinistra, dopo ste scale. All'ultimo piano, naturalmente. Come avete fatto a indovinare? Perché sono sempre fortunato io. No, sul serio, almeno nelle cose più importanti e nei particolari che invece... la pelle, per esempio, quella l'ho sempre portata a casa e dire che ho fatto tutta la Grecia. E anche queste 2 prime settimane a Roma, come un pazzo. E sapete che quando sono scappato dall'ospedale militare del Celio, ero seminudo, non so neanche che mi ha dato... Buongiorno.
Poi dico incontrare voi, proprio voi, una donna così in gamba e per giunta così nubile che... Così nubile? No, dico sì, potevo trovare una persona altrettanto gentile, ma una pronta a ospitarti a casa sua. Sì, ma siamo d'accordo che appena vi è buio ve ne andate, eh? Ah, sì, no, parola d'ufficiale, se appena Ecco, c'è sì, un grazie. po' prefuoco me ne vado. No, dicevo, una persona che può ospitarti a casa sua così, senza dover rendere conto a nessuno, che so, un marito. Voilà, è una bella fortuna anche questa. Oddio, se ci fosse stata anche l'ascensore. Dico, poi... ve volete fare la barba prima di andare via? C'ho tutto l'occorrente su. Ah, No, che ha? È mio fratello, prima stava con me, no? Adesso sta al nord col ministero. Al nord? Sì, prima stava con me, con la moglie, con i figli. Poi si sono trasferiti. No, vedete, io ero l'unica figlia femmina. E mio padre, per me, aveva proprio un affetto... Sì, una cosa... Un affetto quasi morboso, ecco. Si era messo in mente che io dovessi fare chissà quale matrimonio. Si capisce. Perciò, quando si presentò questo ragazzo in casa, io poi allora ero una ragazzina, insomma, quando si presentò questo ragazzo modesto, per chiedermi, figuratevi che Mario doveva fare ancora il servizio di leva, però lavorava già, sì, aveva la passione dei motori, delle motociclette. Stava da un meccanico che sta ancora qui, sotto casa nostra. Ah, perché già da quel tempo voi abitavate qui? No, io sono nata in questa casa. Ah, ecco. Sì, noi, la mia famiglia, insomma, è stata qui da sempre, si può dire, perché papà era ferroviere. Ferroviere? Sotto capostazione a Littoria. È il massimo della carriera, questa. Il massimo. Già. E allora? No, dicevate... Che fate, non l'avete nemmeno assaggiato? Che, non lo gradite? Sì. Lo faccio io, questo. Sì, davvero? È una ricetta di certi frati. Corpo. Essenza di mandarino, alcol, un po' di bucce, naturalmente, e poi zucchero. Buono. No, Brava. insomma, saccarina, voglio dire. E così vi dicevo che Mario aveva la passione dei motori. Fece pure qualche corsa in motocicletta, sì. Una Guzzi rossa c'aveva. Quando passava qui sotto tutte le ragazze. Comunque mio padre non ne volle proprio sapere. E allora lui fece domanda per l'aeronautica. Dopo un po' prese anche il brevetto di motorista. Sì, insomma, sembrava che andasse proprio tutto bene per lui. Poverino. Mi scriveva sempre, sì. Che i superiori l'avevano presa a ben volere, che... A Guidonia. Stava a Guidonia. Sì, conosco Guidonia. Insomma, si era messa a prove d'impegno a studiare per il coso lì. Oddio, il coso, come si chiama? Cosa? Non capisco. Il brevetto di sottufficiale pilota. Ah, ecco. Sì, firmaiolo, ecco. Già. Ma sa, poi in aeronautica era già tutta un'altra cosa, perché intanto la divisa. Non proprio quel grigio verde squallido. Certo. Sì, che fa tanto soldato, insomma, ecco. Posso? Prego. Grazie. Fumate anche voi? Sì, grazie. Ecco, prego. Grazie. E così? Dico dopo? Sì, dico allora cosa... Niente, cascò con l'aeroplano. Oh, mi dispiace molto. Sì, ne parlarono tutti i giornali. Sì. Ma... È passato tanto di quel tempo. Ma ormai... Sì, dico, ma voi da allora niente? Dico, nessun... no, Ma che volete? Prima, proprio in principio, me ne fece una malattia proprio. Ah, sì. Proprio per parecchi mesi non volevo più parlare con nessuno, non... Sapete quanto ho pianto? Beh. Piangevo tutto il giorno, piangevo. Mi fecero pure vedere da uno specialista, Già, certo, capisco. Poi mi prese pure che volevo entrare in convento, sì. La Peppa. Convento. Per un po' mi prese questa cosa così. Beh,
Invece dopo feci il corso da infermiera, entrai al Fate Bene Fratelli. Ah, sì, sì. Poi, piano piano, così. Sì, da allora più niente di serio, ecco. Oh, intendiamoci volontariamente, perché certo le occasioni non mi sarebbero mancate. Beh, lo credo bene. Una donna come voi. Già, invece più niente, proprio. Mio padre, appena messo in pensione, morì. Mia madre era già morta che noi eravamo piccoletti e il resto, tutto qua. Questa casa, che adesso è mia, di proprietà. Ah, vostra? Sì, perché queste sono case a riscatto. Già. E poi mio fratello da tirare su, insomma, adesso per fortuna si è sistemato. Ah, sì, sì, quello che è al nord. Sì, col ministero. Sì, sì. Capirete che aderire alla Repubblica gli ha significato 2 scatti. E avere 2 scatti tutti insieme era molto vantaggioso per la sua carriera, proprio. Ma certo, come no, 2 scatti tutti insieme è una bella roba. Altro che... Ecco qua. Beh, mo sapete tutto, E adesso tocca a voi. Io cosa? Andiamo, coraggio, No, ho parlato solo io. Ma cosa posso... Beh, io si può dire che sono nato scapolo. Rimasi quasi subito orfano. Parenti niente o quasi. E infatti dai 6 ai 18 anni in un collegio di orfani, appunto. E già da lì la parola d'ordine era arrangiarsi. Sì. Poi la licenza di perito tecnico industriale e mi segnò all'università. Ingegneria. E nel frattempo mi occupo, prendo un posto in banca per mantenermi agli studi. E il risultato, niente, resto in banca e rinuncio definitivamente agli studi. E allora, sapete, pensioncine, trattoriole di second'ordine, insomma, continuo ad arrangiarmi. Mi lavo i panni da me, nei lavandini delle pensioni, amici, relazioni, tutta roba occasionale che non mi impegnano. Poi non voglio impegnarmi. Ho paura. Mi date il possesso? Ecco, grazie. E così c'è la guerra d'Africa, ma anche lì, grazie a Dio, riesco ad arrangiarmi abbastanza bene. Quando ritorno riprendo il mio posto in banca e subito lo scatto a cassiere capo. Beh, io in politica sono riuscito sempre a barcamenarmi seguendo la corrente. Arrangiandovi? Già. Arrangiandomi, certo. Ma certo che per me lo scatto a cassiere capo, significava, come si dice, sì, la sicurezza, ecco. Certo. Adesso non mi lavo più i panni da solo. Sì, abito sempre in pensione, ma stavolta camera con bagno. Però, come prima, continuo la mia vita da talpa. Sì, qualche volta vado al cinema il sabato, poi gli amici e i soliti incontri occasionali che può avere un uomo. Finché scoppia la guerra mi sbattono in Grecia. E lì, grazie ad una gastrite cronica che avevo, riesco a farmi mandare in convalescenza a Roma. E a Roma vedo che le cose cominciano a precipitare. E allora, con l'aiuto di un infermiere capo del reparto radiologia, mi pare, riesco a farmi riscontrare un'ulcera duodenale inesistente e così mi dimettono. E siamo all'8 settembre. Rimedio questi panni vendendo il mio orologio d'oro e mi ritrovo all'improvviso borghese, senza... Sì, con una pistola scarica che non riesco neanche a vendere, senza uno straccio di documenti addosso e in una città che conosco appena. Perdono. E allora cercate di arrangiarvi, è logico. Già, ovviamente cerco di arrangiarmi. Sì, ma è anche giusto, Beh, se fatto tardi, se vogliamo vedere questa doccia... Sì, subito. Che se no poi... Mi dite dov'è? E là, ecco, proprio sì. Di fronte a questa porta. Non avete qualche... Sì, appunto, ecco. Sì, perché dovesse servirmi un cacciacoso. Ecco, questo è tutto quello che c'è in casa. Ah. Vedete un po' se vi potete arrangiare con quello che c'è lì dentro. Beh, adesso ci proviamo. Ah, e poi
Dovete addoperare sta sedia perché la scala non ce l'ho. Va benissimo. No, Ecco, mi hanno detto che dipende dalla cipolla. La cipolla. Oppure dal manicotto. Però è una fortuna che non funzioni questa baracca, eh. Perché? Se no come avrei fatto ad incontrarvi stamattina ai bagni? Beh, io non sono un idraulico, ma dico, almeno come ex studente di ingegneria dovrei trovare il modo di venirne a capo. Ma adesso vediamo un po'. Volete che intanto vi cerco l'occorrente per farvi la barba, sì? Ma no, grazie, non vi disturbate, io posso anche... Perché no? E che volete uscire per strada con la barba lunga? Tanto so cose che ho in casa, erano dei miei fratelli. Grazie. A che punto siamo? Sì, su che? No, la guarnizione che non deve essere mica... È questione di 5 minuti. Ah, bene. Bene. Ma senti che non riesco mica a sbullonare, che roba qua. Mannaggia. Allora? Ah? Sì, no, che è questione di 5 minuti. Avete trovato adesso. il guasto? Quasi fatto. Che Il manicotto era. Non ho capito. adesso cerco di aprire qui. È che resiste, capito? Cavacca, guarda, ma no, questa niente, è l'acqua che è rimasta dentro i tubi. Porello. Bene. Yolanda, Se non vi offendete, io vi ho portato un po' di roba, una camicia, un golfo. Senti, Yolanda, io non lo so quello che mi succede, ma io sento che per la prima volta, da quando t'ho visto... Ma tu come ti chiami? Io... Mica mai hai detto come ti chiami tu? Stelvio. Stelvio? Sì. Stelvio. Sì. Oh, com'è strana la vita, eh? Pensare che soltanto stamattina noi non ci conoscevamo neppure. E adesso eccoci qui, così. Anche la guerra, in fondo, ha i suoi lati positivi. Stelvio. Yolanda. Ti giuro. Brutto infame. Ruffianaccio vigliacco. Ma guarda sì che tonta, gli ha fame fregata a un milanese. Aspetta, lascia che ti spieghi. Ma che... Sta attenta a quello che fai, sa, non fa... Non te muove perché mi mette a strillare che riporto tutto il casamento. Vattene! Ma vorrei almeno spiegare. Ma che c'è da spiegare? Che c'è? C'è che la guerra fa schifo, fa. Sempre fa schifo.
sì, Yolanda. La guerra fa proprio schifo. Ci riduce a...
una casetta piccina sbocciata tra i fiori, dove s'attende soltanto che giunga l'amore. Come una piccola fata tu darle vita saprai, della casetta incantata la gioia sarai. Sposi, oggi s'avvera il sogno e siamo sposi, s'apre la nuova vita nostra e più gioiosi, radiosi verranno i dì in una soffusa aurora di tenera dolce pace. Sposi. Ecco, te li tieni. Spegnere le sigarette, per favore. Non facciamo ressa. C'è posto per tutti. Su, calma, calma. Avanti, avanti, su. Piano, piano, ordinatamente avanti, su. Con calma, piano, su. Piano, piano. Qui siamo al sicuro. L'importante è mantenersi calmi, no? Ed avere pazienza. Su. Su. Bravi, bravi, con calma, Mi raccomando, calma. Calma, su. Beh, certo, svegliato così di colpo. Te notti sta giostra. Sei stranito. Anni vermi a sto porofio mio. Non perdiamo la bussola e soprattutto non lasciatevi prendere dal panico. Spegnere le sigarette, per favore. Le mamme si tengono vicini ai bambini. Ormai lo sappiamo, non succede niente. E del resto qui siamo al sicuro, no? Lo sappiamo, si tratta di un quarto d'ora. Calma, non succede niente, proprio niente. Poi andremo via, ecco verso. Su. Ecco, bravo. Signora, qua. Questo ricominciamo. Maschi, sta buono più vicino a me, tu? Sì. Sta agitato tanto? Sì, signor. Ah, signor, ma che c'avete dentro quella cassetta? Ah, Maschi, perché non ti fai l'affari tua? Nina, no. Mamma, so. Nina. Spegnere le sigarette. Mamma, mi pizzica la maglietta. Non vediamo che c'hai. Sentite, scusate che mi reggete un attimo il pupo? Sì. Grazie, scusate. Fammi vedere. Sapete, quello lì è mio fratello, mi piagne sempre. Mamma, posso fare quello? No. State Credo proprio che ci voglia la mamma qui perché ridatemelo a me. deve avere anche Scusate, mi dispiace tanto. Mannaggia, ma ricomincia a piangere. Come si deve fare? Ecco, bravi, così, tutti a posto, mi raccomando, su. Mi dispiace di stringere un po'? Prego. Ragazzino, vai, su. Gabriele, ma adesso arriva Vai, raccomando, cammina, su. uffa. Non c'è nessun pericolo, è il solito ricognitore. Sì, sto bene, sì.
scusate, ma che scala abitate? Invece dove? Quando c'è luna, quelli non azzardano. Cavaliere, io vi vedo solo a voi questo aggeggio attaccato al collo. Ah, sì, sì. A noi dell'Umpa è fatto obbligo di portare sempre la maschera antigas con noi. Non si può mai sapere, capite? Già. Levatemi una curiosità, ma voi vi credete davvero che se ci dovesse capitare pure questo? I gas. I gas. Noi qui tutti quanti siamo. Appena va a mettete vezzo un pamo addosso. Calma! Oddio, bombardano! Ma non è niente, è la contraria, sta Buono, Io vado avanti, Sì, sì, vado con Marcellino. Però certo, toglietele. Piano. Io vado con Marcellino. Se avete un minuto vorrei spiegarvi. No, non ne parliamo più. Scusate, signor, ma sta creatura mi si è stranita e se non gli do un po' di latte mi continua a fare la lagna. E a me mi è andato via per colpa di sti morà ammazzati. E a casa, purtroppo. Venite un po' su, vediamo quello che c'è. Mo non mi dica che sono sfacciata, eh? Perché? Ma ho pensato così, la signorina sta sola, e come si dice, e quando ho mangiato io, vero? E allora mi sono detta, lavorando all'ospedale, magari qualche cosetta extra la rimedia. No, signora mia, questo proprio no, guardate. Su, andiamo ragazzi, andiamo vai a ragazzi, casa, pure su. mannà su. Ma non corre, che te fai male? No, non ti preoccupare, mamma, te ne andiamo qui da Marcellino. Sì, ma che Marcello? Ma va, guardate la pazienza che ci vo. Ah, mannaggia. Signor? Poi domani mattina appena esco, Pierlatte io lo riporto. No, ma figuratevi. Grazie, grazie. Tanto devo accompagnare i ragazzini a scuola. Ecco, accomodatevi. No, aspetto qui che c'ho qui. Vabbè, come volete voi, vengo subito. Ettore! Sto qui, mamma, sto giocando con i figurine. Ma quali figurine? Ma come fai figurine? Mattina, tu hai figurine. Ma fammi... Ma vattene, chiudi qua la porta che mo vengo. Ma io? Ah, signor. Ecco, signora. Grazie. Ecco qua. Vi siete scomodati. Prego, non c'è e di poi che. domani mattina... Con comodo, non vi Grazie, preoccupate. arrivederci. Buonanotte. Bello, su, bello, mamma, guarda, c'è la pappa. Chiudete, signor, grazie. Chiudete pure, bello. Bello che mamma. Su. Vai.
Yolanda, ehi. Ma che state a fare lì? Aspettavo. E aspettate che? Non ci davamo del tu. Allora non far cretino, via giù. Sì, subito, scendo. Ecco. Grazie. Con permesso. No, cari miei, qua le cose non vanno, ci occorrono letti. Ah, giusto te, ecco, mi dispiace tanto, Cocco, mi dispiace tanto, ma da domani fuori. Guarda, tu di a tua madre che faccia quello che vuole, che parlasse magari coi preti, in qualche istituto religioso. Prova a sambucate nelle guardie papaline. Insomma, faccia quello che vuole, che te devo dire. Magari al Vaticano, dove gli pare, ma da domani fuori in tutte le maniere. Il letto ci serve, capito? Il letto me lo tenga. Già fatto. Domani devo operare uno che mi è stato mandato dal vicariato, Che capito? famo, ernia o appendicite, professore? Che è meglio? Beh, ultimamente abbiamo fatto un sacco di appendiciti. E allora è? Ernia. Buongiorno, professore. Come vai tu? Così. Bravo. Professore. Avete fatto la medicazione? Scusate, avete parlato col professore? No, mo io lo dico. Io devo restare qui. Io sono di Villa Massargia, in provincia di Cagliari. Lo so, non te A Roma preoccupare. non conosco nessuno. Non ti preoccupare che da qui non ti muove nessuno. Grazie. Ci penso io. C'hai tutto? Vuoi un po' di sigarette? No, Vuoi niente? grazie. Vabbè, vediamo questa. Dove è la manica? Freddino, Allora, la spalmata. Come te, e il regalo che ti offre è una sola piccolina come te, nei tuoi sogni di ingenua bambina, in un piccolina alla pupa farai da mammina, nei tuoi sogni del mio cuore, ma tu implori una bambola vera, col tuo sguardo che trema d'amore, e chissà che non venga una sera la bambola vera dai riccioli d'oro. Porca sidera. Bisogna girare, vedi che si stava attaccando qua. Ecco così. Allora, cosa manca? Sì, la cipollina. Com'è bella questa musica? Ma che sei? Lei mia? Sì, è Glenn Miller. Che bello, ma che peccato, però. Venite, sorella, ascoltate. Adesso silenzio, per favore, silenzio.
Qui la voce di Londra. Trasmettiamo 6 messaggi speciali. La neve è caduta sui monti. Mario scrive poesie. Un momento, ci penso io. Il mio cuore è a te. Silenzio, Le ciliegie sono rosse. Il sole tramonta Dottore, dietro la ce ne voleva andare. collina. Le rondini volano in cielo. Abbiamo trasmesso 6 messaggi speciali. Dottore, è tardi, c'è il coprifuoco. Va bene. Italiani, il momento della liberazione è ormai prossimo. Resistete. L'esercito tedesco si ritira da tutti i fronti dell'Europa, ma anche voi potete contribuire alla vittoria delle truppe alleate. Molti hanno preso le armi contro l'odiato invasore, altri nelle città ostacolano con tutti i mezzi l'ormai precaria efficienza dell'esercito nazista. Resistete. Resistete e ottenete il tardi, vostro coraggio. dottore. E la vostra Voi volete fede in abbassare il volume, per democrazia favore? Sì, alla va bene. feroce prepotenza dei nazisti. Che ti devo dire, Giovanna? Buonasera, dottore. Sara, Buonanotte. hai capito? A me l'idea che ci sia gente che si muove, che fa davvero qualcosa, mentre noi qui in questo ospedale a fare ernie e appendicite finte, è una cosa che... A ciascuno le proprie mansioni. Bravo, va. Dottore, io piuttosto vi vorrei chiedere un favore. Sì, un consiglio, Dimmi. oltre che un favore. È una questione delicata, una cosa che mi sta molto a cuore. Insomma, ecco, si tratterebbe di... Cenno di guerra e prego Dio che egli si deve buccio mio. Interrompiamo il programma di musica leggera per trasmettere un comunicato del Comando Supremo della Piazza Militare di Roma. A partire dalla mezzanotte di oggi, i militari che non abbiano ancora raggiunto il
Eccoci qua. Allora. Vabbè. Dottor? Ci posso contare? Sì. Sapete, questo è un tipo... Sì, insomma, è un uomo, una persona posata, ecco. Ve lo dico perché non vi preoccupiate, insomma, ecco. Non è una di queste teste calde che... È una persona assolutamente fidata. Se voi me lo poteste mettere in contatto con della gente, non so... Ufficiali come lui, magari. Perché adesso, voi lo capite, si trova un po' sperduto in questo momento. È proprio tagliato fuori, ecco. E perché qui a Roma non conosce nessuno, capite? Ho capito, gli vuoi molto bene. Ti sei innamorata, Yolanda? Non lo so. Dottore, non lo so né ci voglio pensare. Oggi tutte le cose, le piccole, le grandi, sono... Tutto assume un valore particolare. Si vive la giornata, come si dice. Ma non mi sembri il tipo di donna che sia contenta di vivere la giornata, Yolanda. Lo credevo anch'io. Ma... Comunque grazie, dottore, eh? Prego. Di tutto. Ma partite voi? Appena capita un'occasione ti terrò Ci informata. conto, Ciao. Grazie, buonanotte. Ciao. Ciao. Buonanotte. Vai, vai. Signora Morigi? Sì? Signora Morigi, scusate tanto, io volevo... io abito alla Scala di Fronte, non so se voi... Ah, sì, di vista, sì, sì. Beh, non so da dove cominciare. Dal principio? Già, dal principio. Dunque, tempo fa il mio bambino stette poco bene, lo portammo da voi all'ospedale. Ah, me lo ricordo, sì, sì. L'ha operato il primario, sì. E come sta adesso? Sta bene? Grazie, sì, perfettamente. Bene. E in quell'occasione voi foste molto gentile. Per carità, non... Sentite, scusate. Dunque, sì... Insomma, io ora avrei bisogno di un altro piacere. Se posso, dite. Ma è un piacere grosso. Di che si tratta? Ecco, io... Ah, sapete, io conoscevo bene vostro padre. Io entrai in ferrovia alle ultime assunzioni, sapete, quando anche i più ostinati dovettero chinare la testa e iscriversi al fascio. E vostro padre in quell'occasione fu molto in gamba. Io ero un ragazzo, Ho capito. ma... Scusate, io ho tanta fretta adesso. Di che si tratta? Sì, ecco, ci sarebbe una persona non perfettamente in regola, diciamo. E allora, anche consigliato da mia moglie, ho pensato, chissà, forse la signora Morigi potrebbe... È pieno l'ospedale. A parte il fatto che io non ho nessuna autorità, insomma. Sapete, è pieno di gente non perfettamente in regola. Sì. Adesso c'è pure tanta sorveglianza. Sì, ma scusate se insisto, si tratta di una persona veramente... Coco mio bello, vi ho detto che non è possibile, non conto niente, io. Cercate di capire, no? I miracoli non li posso fare, mi dispiace. Va bene, grazie. No, ma non la piate così, non la piate storta, cercate di capire. Ho capito. Comunque conto sulla vostra discrezione, Vabbè, ma adesso per chi mi piate, scusate, abbiate pazienza, Dio l'allarme. Su, prendere fuori un rifugio! Mi raccomando, con calma, Con ordine, calma, su. Presto. Ma dove andate voi? Siete pazzi? Ma devo prendere la mia roba, abbiate pazienza! Siete pazzi, scendete giù al rifugio! Presto, tutti al rifugio, con calma, mi raccomando! Su, presto, su, bello di mamma! Marcellino, fermate lì! Chi mi passa vicino alla fontana? Piano, ragazzi! Su, Marcellino! Yolanda. Oh, cara. Meno male. Ero un po' in pensiero, sai. Eccoti qui. Finalmente. Dio mio. Senti, vuoi che restiamo a casa? Tanto sai, in ogni caso, qui o giù sarebbe la stessa cosa, Ma, come vuoi tu. Restiamo a casa, Stelvio, sì. Su, coraggio, vieni. Andiamo.
Scusate tanto, signora, ma ho avuto un po' di gente. Sapete, sono momenti un po'... Dov'è la roba? Ecco. Ah, dunque. Vediamo un po'. Beh, a occhio e croce saranno sì e non una decina di grammi, tiè. Eccola, che vi avevo detto. È puro scarsi. E quanto vi date al grammo? È al solito. È oro basso, oro al 14. Ma alla lavorazione non la contate per niente? La lavorazione, signora mia, è robetta, oggettini così, de squaglio, robettola da niente, mi spiego. Come lo pare, va bene. Datemi quello che volete. Sono momenti un po'... Mille, 2000, 3000, 4000 e stiamo a pace. Ecco qua, vedete signora come sono venute belle? Belle, belle. Guardate che scarpe. Bel lavoretto, sì, proprio bene. Insomma, sono modesta a parte, insomma, ho fatto un bel lavoretto. Però sì. pure il materiale era buono, sì, sì. Sì, io mi ricordo che quella borsa l'ho comprata tanti anni fa in un negozio del centro, l'ho pagata un occhio della testa. Ma pure questo materiale è gomma da una volta, non è che è quello di adesso, come lo chiamano ora, i carri armati, che so, tutta roba di seconda di scatto, insomma. Ma insomma, questo è venuto veramente un bel paio di scarpette, ecco. Allora abbiamo detto 1.800, vero? No, 1.900. Ma come l'avevate detto? No. Voi ci diamo pure un'incartatina. No, guardate, allora magari. fatemi il favore, incartatela con questa bella carta qua. Che bella, è una sciccheria questa. Io non butto mai niente. Brava signora, ora ci faccio un bel pacchetto. Beh, insomma, non è che so fare poi pacchetti proprio buoni, ma comunque vedrà che viene proprio, ecco, a lei, sì, insomma, ecco. Grazie. Allora, abbiamo detto. Una ecco, e una due. Ora ci do il resto. Ecco qua, lei, tanti auguri, signora, buon Natale, e tanti saluti. Anche a voi, come si chiama? Al dottore. Arrivederci. Fedeli a quel giuramento solenne ed esaltante che oggi come ieri infiamma il cuore di noi tutti, uomini di fede, sudditi devoti, ma soprattutto soldati d'onore. A questo punto, cari amici, io vorrei concludere elevando il nostro pensiero riverente a Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele III. Bravo, bravo, bravissimo, generale, benissimo. Bravo. Grazie, miei cari amici, grazie. Consentitemi infine, miei cari amici, di rinnovare il nostro impegno di fede e imperitura nei destini sabaudi della nostra cara patria, l'Italia. L'Italia dei Savoia, ricca di quel fulgido patrimonio storico che le consentirà domani di risorgere indomita dalle rovine e rialzare la turrita fronte davanti al mondo intero. Bravo! Viva Vittorio Emanuele, Re d'Italia! Signora, cosa fa? Non si può, non è il caso, tolga quel disco, signora. No, non si può. No, signore, prego, seduti. Le coccarde, per favore. Grazie. Possiamo complimentarci, signor generale. Bellissimo discorso, generale. Vuoi aiutarmi, per volentieri. Certo. Ecco. Grazie. Ecco qua. Tenga. Grazie. Sì. Molte grazie, signora, grazie. Una faccia nuova. Prego? Il suo nome, prego. Tenente Stelvio Parmigiani, signora contessa, ai suoi ordini. Sì, è vero. All'ospedale Fate Bene Fratelli ci hanno parlato tanto di lei. Sì. Venga, tenente, la presento al signor Io? generale.
Signor generale. No, sono momenti brutti, proprio. Signor generale. Le presenti il tenente Parmigiani. Ah. Aveva tanto desiderio di conoscerla. Piacere. Fortunatissimo. Voi mi scusate, vero? Ho tanto da fare. Prego. Prego, signora contessa. Pagabile, signora contessa. Prima di tutto io mi voglio Tenga. congratulare per essere No, troppo A lei? Stai tranquilla, si troverà qualche cosa. Oh, bravo Filippo, ecco. Basta. Posso aiutare, contessa? Sì, cara, distribuisca. Quanti ne toccano a testa? Oh no, ce ne sono degli altri di là in cucina. Capito? Prego. Piano. Sono buoni, Prego. vero? Dopo. Questi li facciamo proprio noi, sa? Dunque, giovanotto, mi dica. Dunque, signor generale, io soltanto oggi, e per puro caso, grazie al cortese interessamento, vero, della... Esmeralda Ravaioli Sacco, sì, ottima collaboratrice che opera nel settore degli ospedali. La Ravaioli Sacco è una fedelissima... Sì, vabbè, per questo anch'io, vero. Ecco, grazie a questa Ravaioli Sacco, siccome conoscevo una persona che lavorava lì al Fate Ah, Bene, già, lei è riuscito a stabilire il collegamento? Bene, sì. Bene, molto bene, giovanotto. Prego. Colonnello! Grazie. Amici, vengano qua. Prego. Facciamo un brindisi. Pasticcino. Grazie. Voi, prego. E adesso noi concerteremo insieme un piano d'azione per il futuro. Lei di che alma era? Genio. Genio, molto bene. E lei naturalmente di carriera? Io sì. Beh, ormai è una vecchia tradizione di famiglia. Bene, molti complimenti. Bene. Mi fa piacere. Per un ufficiale del genio c'è sempre un posto, stia tranquillo. Penseremo a tutto noi. Troveremo senz'altro un incarico importante. Sì, è vero, è venuto molto bene come vero? Sì, certo. E adesso a che brindiamo? Al principe un bene. Amico mio, qui dovete bere. Non posso, signora, mi gira tanto la testa. Viva il principe! Domani sarà il nostro nuovo re. Ecco, servitevi. Grazie, signora, grazie. Devo telefonare alla contessa Mergellini per le nuove coccarde, sì, perché erano troppo piccole queste. Io ne vorrei un pochino più grandi. Però un'altra volta bisognerà pensare anche ai pasticini. Perché non erano abbastanza buone? No, scherzavo. Tutto bene. Però pensate, signori, se ne va il 43. Coffanti cavalieri. Oh, matura, altro che matura. Altro Questi imbecilli, pidocchiosi, ma dico, ma ti rendi conto, 500 lire di sussidio, mezzo chilo di manifestini pieni di idiozie. Che poi fa sentire, li vuoi mettere via. Che poi se ti trovano addosso ti mettono anche al muro. Senti, no, questo come il 448, non ci pensano mica tanto. Che fanatici. Ma che strilli a fare? Sta buono. Fammi piacere, ma ci vada lui a mettere i manifestini. Qui perdiamo del tempo e basta, dammi retta. Dico, ma ti rendi conto, quel babbeo pretenderebbe che io di notte col coprifuoco andassi in giro per Roma a mettere i manifestini dentro le cassette della posta. Ma, senti, Stelvio, la pistola, hai provato a venderla? Ma che venderla? A parte il fatto che appena l'ho tirata fuori, quello a momenti mi ci resta dalla FIFA. Poi sai che cosa mi ha risposto? Mi ha detto, beh, ripassi per una settimana, giovanotto, che forse le trovo delle munizioni. Ma aspetta un momento. Che fai adesso? Niente, le butto via. Che faccio? Ma tu sei matto, sei. Beh, poi a proposito della pistola, mi dici cosa ci fai oggi con una pistola carica in tasca? No, qui ci vuole cibo da dare retta a me. Mangiare e mimetizzarsi. Vieni, che ho già una mezza idea io. Ma che... No, qui bisogna trovare una soluzione. Qui non ci si fa, Yolanda, si rischia di morire letteralmente di fame. Scusa, tu quanto prendi al mese adesso all'ospedale? 560 lire. Lorde. Ecco, perciò diciamo 500 polite, che bastano sì e no per le ridicole reazioni della tessera nonaria. E siccome con quello che passa la tessera nonaria oggi non ci camperebbe nemmeno un pochino, a parte il fatto che ti sei messo sul groppone questo bell'impiastro qui. Come no? E dico, hai smantellato mezza casa, hai venduto i mobili di tuo fratello, poi adesso anche il tuo oro. E che me importa a me? Tanto prima o poi deve finire. Appunto, ma è proprio il poi che mi preoccupa. Intanto hai visto oggi l'olio qui, 500 lire al litro, E intanto quelli continuano a ripetere alla radio che bisogna resistere. Ma resistere fino a quando, dico io? No, da retta a me, secondo me qui dobbiamo arrangiarci come fanno tutti. Come?
Senti, su quel palchettone lì in bagno, non ci sono due biciclette? Sì, ci sono due biciclette, sono di mio fratello. Ma a parte che sono due catenacci quelli lì, sì. Poi che te la compra una bicicletta? No, ma io non pensavo di... Ma poi, no, è proibito andare in bicicletta. No, ho capito, no, ma io non ti propongo di venderle. Sì, no, poi lo so che a Roma è proibito, ma sulla bicicletta ha 2 ruote, capito? Ma te sai come si dice a Milano? Fatta la legge, trovato l'inganno. Non la faccio più. Per un po' di falso piano. Ma che falso piano? Inutile che intigni, Stelvio. Questa è salita dai, bella e buona. Anch'io, va, ruso un po' qua. Tanto ormai 500 metri e siamo arrivati. Il paese là dietro, girata quella strada. Su. Forza. Che c'è? Bombardieri. Io non vedo niente. Grazie, volano sopra le nuvole, sai. Stelvio, ma non è meglio che ci ripariamo in qualche posto qui? Hai visto mai che pure a starci morà ammazzati che venissi in mente dei mitragliacci proprio a noi qua? Ma no, prima di tutto siamo sotto agli alberi, non ci vede nessuno. Poi cosa vuoi che pensino a mitragliare 2 microbi come noi? Come microbi? Ecco, forza, dai, gli ultimi metri, il falso piano e siamo arrivati. Dai, con sto falso piano, questa è salita bella e buona, come la volevamo chiamare? Ma no, ma dai, adesso sei stanca, vedi tutto in salita, te. Dai, forza, ecco, vedi, dai. Ecco, forza, hai visto? Scendendo di qui e abbiamo evitato tutto il giro del paese, Sarà un po' più scomodo, ma aspetta che ti aiuto io. Ecco fatto. Oddio, mo casco. Giù alla fine di queste scale c'è la strada, eccola là, la strada, vedi? Siamo bene che arrivati. Ma signor, aspettate. Scusate, che me volete comprare queste uova? Me le volete comprare, per favore? No, lascia stare, no, lascia, poi si rompono le uova, non abbiamo più soldi. No, lascia, chissà dove le hai prese poi tu, No, non è vero, sono le mie, lo giuro. Ma no, dai, poi c'è il coprifuoco, facciamo tardi, su, andiamo, vieni. Vai, tu, vai, non abbiamo bisogno. Qualche cosa, è troppo poco. Su, Yolanda, su. Signor. Lascia stare le uova. Signor, compratemi st'uova, per favore. Aspetta. Qui si scivola, Senti, aspettami. Sì, aspetta, sì. Vuoi che ti aiuto? No. Ecco. Beh, sarà stato un po' più faticoso, ma abbiamo tagliato un bel chilometro, sai. Adesso poi rimettiamo le nostre brave rotelline e siamo sulla strada. Ci vorrà molto per queste rotelle. No, ma che le rimettiamo subito, in 10 minuti è fatta. Se siamo un po' fortunati arriviamo a Roma prima del coprifuoco. Ecco qua, è stata una bella faticata, ma valeva la pena, Ecco che arriviamo a casa, ti preparo la cena io stasera, va bene? Vabbè, però mi lasci più affiato adesso, perché non la faccio più, ma non ho fame. No, ti sembra ma non adesso? Ho fame, figurati. Perché sei stanca, no, ma vedrai appena arriviamo a casa ti metti a letto, vieni al calduccio con la tua bolla d'acqua calda, ti curo io come una malatina, Ti piace? Sì? Su, vedrai, forza. Oddio. Su, riprendi un po' di fiato e poi andiamo, Oddio, bombardo, Il paese! Vieni, corri. Il paese, Stelvio! Forza, giù così. Dio! Non lo so, non ci ho fatto caso.
Stelvio. Quel ragazzino con le lenticchie. Quello che ci voleva vendere per forza le uova. Te lo ricordi? Sì. Zitta, zitta. Zitta, zitta. Oh, che c'hai da cenne? Ecco, vieni, vieni. Piano, attenta, eh. Ecco. Vieni, c'è un po' di gente, ma troviamo un posticino là in fondo, forse. Attenta. Piano, attenta dove metti i piedi. Permesso. Ma chi è? Ecco, vieni, vai avanti. Là. Aspetta, bisognerebbe che questa... Scusate, signore, ci fate un po' di posto. Grazie. Vieni. Ecco. Vabbè, pazienza. L'importante è muoversi domattina appena fa giorno. Sì, ma non bisogna andare tutti insieme, però, capisci? Da troppo nell'occhio, a gruppi. A che pensi? Niente. Su, adesso sei un po' stanca. Cerca di dormire un pochino, vedrai. Stelvio. Io sono un po' scoraggiata, sai? Come? Mi sembra tutto sbagliato. Ma cosa? Cosa ha sbagliato? Noi due, Stelvio. Sì. Anche noi viviamo così come sorci. Che cosa dici? Sorci. Topi. Insomma, hai capito, sì? No, francamente no. Ma sì, che capisci, sì. Io dico che non si può. Non è giusto rintanarsi in casa preoccupandosi solo di mangiare tutti i giorni. E niente. Aspettare. Aspettare e basta. Io non lo so, io provo come un senso di vergogna. Purtroppo non so che altro possiamo fare, noi due. Però io lo sento, Stelvio, sento che qualcosa bisognerebbe farla. Perché sai, vedi, la felicità non è... Vedi, io sono felice. Giuro, Stelvio, sai, non sono mai stata felice come adesso in vita mia. Però io dico che questa felicità non può essere una cosa così che capita. E basta. Sì, certo, in principio è sempre per un caso. Infatti è stato così, anche per noi, no? Ma dopo? No, io credo che la felicità
ce la dobbiamo anche guadagnare. Sì. È un dovere, credo. Oh, io non mi so spiegare bene. No, no. Non mi so spiegare bene. Ti sei spiegata benissimo, invece. Io sono come un topo. No, Stelvio, guarda, io volevo dirlo. Oh, lo so. E piantamola un po'. Non lo vedi che stanno tutti a dormire? Scusate, sì. Hai capito quello che volevo? Vabbè, basta adesso, basta, adesso dormi, Io non volevo dire che tu... No, dormi, adesso. Chiudi gli occhi e dormi. Yolanda, senti niente? Che? No, aspetta. No, mi pare di sentire qualcosa, vado a vedere. Ecco, tu aspettami qui. Ferma, Permesso. Scusate. Stelvio. Dai, è questo. Permesso. Ma non andare, Stelvio. Aufstehen! Tut die Tiere so! Aufstehen! Nimm die Sache mit! Su, anche, vieni, presto, su! Prendi, via! Su, prendi! 6, 8! Alza le mani. Schulze, hinterla, su! Niente, non vogliono soltanto rubare, capito? Non hanno... Su, komm schon, Mensch! Sì, subito. Ecco. Sì, eccoci. Via, fuori, presto! Anche tu, vieni! Tu, questa donna, giù! Andiamo. Auto mitnehmen! Mitkommen, runter! Geh mal die Sache her, Mensch! Lass doch den Koffer runter! Ecco qua, tenete la roba. Komm, schneller! Mensch! Adesso vedrai che ci lasciano subito. Wir haben eine ganze Gruppe gefunden. Wir haben sie alle in die Reihe gestellt, Herr Feldwebel. Ja, ist gut. Durchsuchen! Tu cos'hai qui? Fai vedere. Ma non c'ho niente, Sai te l'ho male. detto. Vedi, non chiedono nemmeno i cos'hai documenti. qui? Tu? Si limitano a robacchiare. Zeig mal her. Aha. Siehste? Ma che dici? Poi ci lasciano. Buono, stai buono. Zitto, tranquillo. Dammi la mano. Cosa nascondi tu? No, niente, no, ci davamo soltanto la mano. Scusate. Lei è tua moglie? Chi, lei? Beh, sì, mia moglie, sì. Allora lui è tuo marito, sì? Già, se so la moglie. Vedete, non portiamo la fede perché... Perché l'abbiamo data alla patria, a Mussolini. Peggio per voi. Entschuldigen Sie, wir haben alles zusammengelegt. Dico, ma perché fai così? Ma che c'è? Ma che ti frega? Lo indispettisci, lascialo perdere. L'importante è che ci lasciano andare, no? Was hast du dir drin? Kaffee, Mehl? Schau doch alles durch, was los ist. Und du, was hast hier? Nein, ich habe noch keinen Kaffee gefunden. Was ist das? Cosa vuoi? No, guarda quell'altro, lei si mette a discutere, tanto non serve a niente. Beh, vabbè, adesso ci penso io, meglio che parlo io. Niente capire io! Lascia stare! Non capire quello che dice! Signora, state buono. Niente, ma qui mi conoscono tutti. Scusate, signora, permettete, camerata, mi lasciate parlare? No, ma dico, mi sembra poca roba. Dio mio,
Aufstehen! Aufstehen! Vedi che è inutile impicciarsi. Auf Ihre Plätze! Auf Ihre Plätze! Ruhig bleiben! Bisogna vivere come topi. Sergio, per favore. Schnell! Jawohl! Le tasche. Ma che niente, non ce l'è. Ecco. E lei, tua moglie? Non ho niente io. Non è vero. Gli italiani molto gelosi, sì? Niente oro? Niente catenina? Tenete giù le mani, per favore. Gli italiani molto gelosi, sì, gelosi, ma moltissimamente vigliacchi. Sono io, il vigliacco. Alle mani! Brutto! Lasciatemi! No, vattene, amore mio! Vattene via! Vattene! Lasciatelo, per favore! Per favore! Lasciatelo! Vigliacchi! Stavona, Yolanda! Marschbefehl, wo ist der Feldwebel? Dort. Ecco qui. Là. Ecco. Facciamo una bella fumatina. Niente male, sai, dopo vuoi provare? Te ne pare, no? Anche te, su. Forza, un tiro per uno, eh? Ecco. Tieni, anche te. No, grazie. Perché non fumi? Sì, ma non va. Oh, a te allora, forza. Ma tu che cos'hai, eh? Io, mi stanno cercando. Come ti stanno cercando? Perché? Oddio, eccoli. Cercano me. Sì, adesso vediamo un po'. Schnell, laufen! Non so. Angelo della Seta, chi è? Coraggio, se c'è, venga fuori, che tanto... Ragazzi, c'è tra voi un certo Angelo della Seta? Della Seta Angelo. Su. Non so. Tu! No, io no. Tu! Sì. Vorwärts! Laufen! Schweinhund! Voraus! Jawohl! Jawohl! Schnell! Coraggio. Ma chissà che gli faranno. Ma come avranno saputo che era un ebreo? Come hanno saputo? Ma hai visto quello che faccia Icea? Ti ho detto che è balurdo, quello chiaro. Questi sono spiati, c'è niente da fare. Che brutta fine.
Chissà come l'hanno saputo che è ebreo, quel ragazzo. Chi lo sa, sanno sempre tutto, c'hanno gli informatori. A volte la gente parla per un pacchetto di sigarette, una pagnotta di pane. Ne ho viste di cose da quando sono qui dentro. Ma tu chi sei? Io? Uno come voi. A me mi hanno preso 2 mesi fa via Marsala. Siccome per fortuna parlo un po' di tedesco, allora sai, qui mi arrangio. È da tanto che fai questo mestiere? Mestiere? Io quando posso aiuto. Quel poco che si può fare lo faccio. Ah, certo, certo. E dimmi un po' una cosa, come funziona qua dentro? Sì, perché con oggi sono 4 giorni che ci tengono qui, in questo posto. Come funziona? Beh, diciamo che qui è come un centro di raccolta. Quando le baracche sono piene, poi... Le smistano. Ecco. Germania? Questo non lo so, più o meno, Polonia, credo. E tu dai una mano? Aiuti? Voi che avreste fatto? Ah, no, certamente. Conoscendo bene la lingua, uno si arrangia. Fumate? No, non fumo. E dimmi un po', lo conosci bene il tedesco, sì? Abbastanza. Come si dice sorcio? Topo. Topo è una parola che non si usa mai, non lo so, non mi ricordo, ma se volete chiedo qui ai cosi. No, non importa. Scusate. Was wollt ihr? Zurück! Silvio! Zurück, hab ich gesagt! Yolanda! Yolanda, cara! Qui! Silvio! Volte ja! Silvio! Yolanda! Come stai? No, non ti preoccupare! Non è niente, sto bene io! Vai! Silvio! Dio mio! Gehen Sie! Adesso come faccio? Silvio! Silvio! Scusate. Prego, signora. Io vorrei parlare con qualcuno. Per favore, a chi mi posso rivolgere, Siate gentile. Si chiama Stelvio Parmigiani ed è tanto malato, tanto. Guardate, c'ho tutti i certificati. Ecco qua. Vedete? Esami, analisi, il referto delle lastre e c'è la firma del professor Maiuri che è il primario dell'ospedale Fate Bene Fratelli, un professorone. Sì, ma io... Aiutatemi, per favore. Fatemi parlare col capo qui. Io sono sicura che quando vedranno queste carte, perché Stelvio è ammalato, è tanto ammalato. Voi mi dovete credere a quello che dico. È il vostro figlio? No, è mio marito. E anche ormai c'ha pure una certa età, ma che ve ne fate voi te? Che bisogno avete di uno Purtroppo, signora, io non posso fare niente, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, mi spiace. Siate gentile, siate gentile. No, ma cosa... È niente, è una cosetta. No, per favore, mettete via, signora. Un pensierino. Mettete via, vi prego. Mica ve volevo offendere io. Dio mio, ma che posso fare? Ditemi qualcosa, aiutatemi. Purtroppo non c'è niente da fare. Partono venerdì notte da Roma. No. Venerdì. E dove li portano? Non lo dite a nessuno, signora. Li portano via da qui stanotte coi camion. E a Roma li mettono sul treno alla stazione Prenestina. Altro, non so. Ma mi raccomando, non lo dite a nessuno, signora. Ma che faccio? Ma... Yolanda! Yolanda! Allora, trovato? L'ho trovato, sì. Beh, i certificati che noi... Dottor, non servono a niente, lo portano via. No. Ma... E quando? Venerdì. Io l'ho appena intravisto. Non ci ho potuto manco parlare.
Yolanda, abbiamo un paio di giorni. Chi comanda il coso? Cos'è? Una specie di campo di concentramento, immagino, no? Sì. Beh, dimmi qualche nome. Vediamo, si può intervenire in qualche modo. Faremo qualcosa. Dottor, ma non li so io. So solo che sta passato Fiumicino e che sta sul mare. Che è recintato e che è terribile. Aspetta un attimo. Passato Fiumicino. Vediamo un po'. Che vediamo, dottor? Bisogna far presto qua. Perché venerdì li mettono sul treno e partono dalla stazione Prenestina. Coraggio, Yolanda. Tenteremo. Certo che averlo saputo un po' prima, uno aveva un po' più di tempo, ma comunque non devi preoccuparti. Tu devi stare calma, devi avere fiducia, devi stare solo calma. Pronto? Casa Porlivesi? Buonasera, sono Yolanda Morigi. Signora, vi ricordate di me? Sì, abito nello stesso casamento, alla Scala F. Yolanda che lavora ai Frate Benefratelli, che faccio l'infermiera. Beh, così. Signora, che è in casa vostro marito? Sì, perché avrei bisogno di parlare con lui, con molta urgenza. Al telefono? No, meglio di no al telefono. Signora, se potesse fare lui un salto da me, o magari vengo io su da voi, eh? Grazie, signora. Ecco, Scala F, eh? Interno 21. Allora l'aspetto subito. Grazie tante, signora, grazie. E scusate. Buonasera. Grazie, che siete venuto subito. Sto proprio qui. Accomodate. Grazie. Tempo fa io fui poco gentile con voi. Per carità, se non potevate. Voi certamente saprete che qui da me abitava un signore con gli occhiali che... Sì. Forse l'avete pure visto. Un ex ufficiale. Una persona tanto per bene. Tanto cara. Beh, lunedì scorso, 4 giorni fa. Sì, lo so, è stato preso dai tedeschi. Sapete, io faccio l'infermiera e c'ho un lasciapassare che mi permette di girare la notte come voi ferrovieri del resto, no? E allora avevo pensato, aiutatemi. Io lo devo vedere. Lo devo vedere io. Me lo portano via stanotte. Partono dalla stazione Prenestina e... Per favore, aiutatemi.
Komm runter. Ankoppeln. Los, schnell. Ja, es ist ganz kalt heute Nacht, nicht wahr? Ja, so lange sind wir jetzt schon da. Wie lange wir noch warten? Alles in Ordnung, bitte verständigen Major Schulz, dass alles in Ordnung ist. Gut gemacht. Noch ein bisschen Schnaps. Das wäre nicht nett sein. No, beh, allora come... Tutto bene per adesso. Tu occhio, Se c'è qualcosa che non funziona, avvertimi, mi raccomando. Vabbè. Allora va tutto bene, signora. Tutto secondo i nostri piani. La locomotiva si è fermata al segno giusto. Questo vuol dire che uscendo troverete 5 vagoni qui alla vostra sinistra. Ah, il treno viaggia senza scorta armata. Oh, adesso state bene attenta, signora. Io cercherò di portarmi dietro i tedeschi. Ma come? Funzionerà. State tranquilla. Ha già funzionato altre volte. Bene, Sulla locomotiva c'è uno dei nostri. Alle spalle ci penso io. Ho capito. Ricordate, Grazie. avete solo 5 minuti, non di più. Va bene, grazie. Coraggio. Camerati, c'è un po' di vino qui, eh? Il vino! Ma come no? Ce l'abbiamo ancora? Sì. Dov'è? Qua dietro? Andiamo, qui dietro al castello, ce l'abbiamo tanti. Su, venite, coraggio. Se vi fa piacere. Stelvio. Stelvio. Stelvio Parmigiani. Zitti, non c'è qui. Provate appresso. Stelvio. 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 Yolanda! Yolanda, dove sei? Yolanda, dove sei? Ah, eccoti. Dio mio. Yolanda, cara, sono qui, mi vedi? Stelvio. Qui in alto, dietro la grata. Sì. Ascolta bene, Yolanda. Sì. Stammi bene a sentire, Yolanda. Forse abbiamo pochissimo tempo. Stai a sentire bene. Sì, te sento. Senti, qui siamo in molti. Ci sono qui dei ragazzi che hanno scritto dei biglietti. Sono stati presi, le loro famiglie non sanno nulla. Hai capito? Ma... Ecco, dei biglietti per le loro famiglie. Cerca di prenderli e portali alle famiglie. Raccoglili. Sì. Tutti prendili. Hai capito? Alle famiglie. Va bene, va bene. Prendili. Va bene, ma... Tieni. Ma tu... Signora, raccogli sono Guido Marchetti. Sto all'Alberone, al numero 263. Hai capito? Sì. Hai capito? L'Alberone, 263. 263. Ho capito. Ricordatelo. Tu. Ma io sto bene, non ti preoccupare. Senti, signora, avvertite a mia madre. Io sto bene. Con la Santi, alla Garbatella, ma conosco la... Con la Santi, Hai capito? Ho capito. Con la Santi alla Garbatella. Signor, io sono Giulio Paradiso. Eccolo qui. Mio padre lavora al gas. Avvertite mio padre. Sì. No, mia madre, che sta male. Sta male di cuore. La madre sta male, il padre, Berti. Lavora al gas, hai capito? Ricordatelo, cara. Sì, ho capito, ma dove ti portano a te? Dove ti portano? Signor, ricordatevi, mi raccomando, signor, con la Non lo so Santi. perché, ma credo che adesso andrà tutto bene, sai? Aspettami tu, Yolanda. Credo che tutto andrà bene adesso. Va bene. Aspettami, Ciao, cara. Ciao. Stelvio. Aspettami, amore. Sì, amore, sì. Aspettami. Stelvio. Coraggio. Stelvio.
nervio.